Eder. Mech. Pallister. Il mese scorso avevi deciso che Liliana si era suicidata. Adesso siamo a marzo, è cambiata la tua opinione? Guarda, io sono veramente sconvolto da questo, non mi do una spiegazione. Tutto può essere, è vero, però non ho cambiato idea. L'unica cosa che non capisco è comunque il fatto che non ci sono elementi per dire che è stata ammazzata, cioè non ci sono, diciamo, lesioni, non ci sono. E quei segni sul viso tipici di chi ha avuto un incontro di pugilato con Mike Tyson, come li spieghiamo? E bisogna spiegare appunto cosa sono queste cose, come sono state fatte. Le persone che analizzano criticamente questa vicenda hanno sospetti su di te. Come mai? Ma guarda, io vado avanti per la mia vita, cerco di vivere questa esperienza, questa storia con la speranza di avere delle risposte. Perciò quello che dicono gli altri... Ma intanto sono in molti a sospettare di te. Questo è normale, c'è gente che mi scrive appunto, ognuno è libero di pensare come vuole. Io ho lavorato, ho fatto il fotoreporter, perciò ho visto situazioni e poi nel tempo cambiare, ma io non mi preoccupo di questo. Fai bene, però vediamo se ti preoccupi di quest'altro. Dal settembre 2021 la signora ha avuto modo di vedere dei litigi tra il signor Sebastiano e la signora Liliana, ma soprattutto un particolare è che la signora Liliana in una circostanza afferma di non sopportare più Sebastiano. Sebastiano lo descrive con gli occhi fuori dalle orbite, mentre sgrida Liliana, nonché altre situazioni in cui il signor Sebastiano ha reiterato questa condotta. Liliana in una circostanza ha chiesto esplicitamente alla signora di avere una camera con dei letti separati perché non sopportava più Sebastiano. Questa persona ha avuto modo di interloquire con Sebastiano nell'immediatezza, a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa. Sembrerebbe che Sebastiano in un momento di confusione abbia anche fatto riferimento ad un incidente, anche se poi si è ripreso immediatamente, quindi è la dimostrazione che tutta la sfera dei rapporti, delle relazioni di Liliana e Sebastiano, ma di Liliana soprattutto rispetto ad altre persone, ancora non è venuta fuori. Guarda, tutta questa storia sarebbe interessante parlare un po' più di tempo e di conseguenza questa signora, io mi ricordo quel giorno che siamo stati lì e evidentemente lei era autosuggestionata un po' di tutte le storie che sentiva in giro, di conseguenza mi aveva un po' attaccato. Due cose importanti. Primo, io non ho litigato con mia moglie, ho solo fatto un'osservazione perché lei aveva lasciato nella parte inferiore della macchina, dove avevamo le biciclette, un zainetto che poi quando ho aperto la porta del sportello della macchina è caduto per terra e io gliel'ho detto tante volte, ho detto devi stare attento perché può succedere che abbiamo dentro nei zainetti cose che possono rompersi. Seconda cosa, la signora... che non posso dire il nome per adesso, ma ci fa, guarda Sebastiano, abbiamo solo una camera a letti separati. Ho detto va bene, nessun problema. Poi naturalmente quando siamo stati insieme con Liliana, che siamo andati, lei naturalmente veniva nel mio letto e stavamo lì stretti. È stato un incidente, anche questa frase se l'è sognata l'albergatrice? No, per carità, io non nego di averlo detto, però vi spiego il perché. Io ho detto tante volte in altre anche trasmissioni che secondo di quello che si sentiva in giro una cosa e l'altra ci poteva essere stato forse un incidente, ma non riguardando me. Potrebbe aver avuto un incidente, no? Non dico che non mentano. Certo. No, hanno le loro idee, le loro teorie, le cose, per carità, sono pensieri, sono teorie secondo me. E ti ricordi di quell'apparizione magica del cordino in cucina? Mi ricordo che eravamo lì in cucina e si parlava del più del meno
e cercavo una penna perché dovevamo scrivere delle cose. Sì. Aprendo il cassetto ho visto i cordini, queste cose. Ovviamente precedentemente non ti eri mai accorto che questo gomitolo fosse in quel cassetto. Ma io non ho mai aperto i cassetti. È Quindi venuta la cucina. comunque la polizia, Ecco. ha fatto sopralluoghi Ma qua e secondo là. lei? Quando la polizia fa dei sopralluoghi, fa delle foto su tutte le cose, i cassetti, queste infatti cose è qua. strano. Io quando ho trovato questo cassetto che Eh. c'erano queste cose qua, se avessi voluto nascondere qualcosa le avrei buttate via. Erano i giorni in cui sul cordino era emersa la possibilità di una traccia di DNA. Sebastiano, dicendo che questi cordini erano a casa sua, nell'eventualità avrebbe giustificato così la sua presenza, la presenza del suo DNA, sul cordino repertato al momento del ritrovamento di Liliana. Cioè, io invece ho chiamato subito la questura e gli ho detto: guarda, ho trovato questo. E hai chiamato subito la questura? Trovati? Sì, appena trovati. Subito? Forse il giorno dopo. Vabbè. A quanto pare questo tuo subito equivale a 3 giorni dopo. E hai portato tutti i gomitoli in questura. Tutti quanti. Molti pensano che tu intorno alle 9 incontri Liliana, o forse le hai dato appuntamento, litigate e lì avviene il famoso incidente, ovvero il suo decesso. Assolutamente non è vero tutto questo, figuriamoci. Noi avevamo passato anche quegli ultimi giorni bene, eravamo andati in bicicletta la domenica, il giorno dopo siamo andati in sauna insieme e poi la sera a cena da amici. Questa storia di è Starpin divisivo. non ci sono elementi, non ci sono messaggi, non ci sono foto, non c'è una cosa, veramente una cosa inventata da questo signore. Non c'è un elemento che possa dire, sono 4 messaggi, telefonate Beh, fino allora a voi, Sebastiano, messaggi mentre no, con lei telefonate 500. sì, che è diverso. Sì, Allora, però la 1100 frequentazione, sono io tanti. non nego No, ma la frequentazione, perché anch'io frequento altre persone, ci sentiamo al telefono qua e là. Probabilmente lei Liliana dice, insomma, ha visto niente di che che. la situazione di Claudio era abbastanza grave, è andata a dargli una mano. Intanto Non parliamo grazie. di amore, Grazie dai, non perché facciamo. lei- Allora, se c'è qualcuno che può affermare che io e Liliana abbiamo litigato, che gli ho messo le mani da addosso, che lo Che ci dica. Ovviamente, Sebastiano, tu non hai mai conosciuto nemmeno Laura e Pino. Ci sono cose che dovrebbero essere parlate, però restiamo su sta cosa. Io non ho Alviana, bisogno ora di non dobbiamo telefonare fare a mia moglie. paragoni. Claudio Sterpin si è vantato di avere una bella vasca idromassaggio nel bagno. Non è Vista, no? sconvolgente sentire un uomo che ti dice: sai, Liliana veniva qua, ci facevamo l'idromassaggio assieme, ma ti rendi conto? Cioè, che rispetto, anche se fosse vero, guarda, adesso piccola parentesi, anche se fosse vero questo, un uomo non può dire queste cose qua, capisci? Poi tutta questa storia è assolutamente frutto della fantasia di Claudio, che molto probabilmente si era messo in testa qualcosa di suo personale. Evidentemente Liliana, perché non ci dice cosa si sono detti il giorno 13? Liliana è scomparsa il 14, il giorno 13 Liliana chiama Claudio e parlano per 16 minuti. Lei col contapasse fa 54 metri e 48 centimetri per la casa, evidentemente agitata, si spostava da una parte all'altra della casa. Ma Che questo stava che cercando dice un lui, appartamento. io Poi gliel'ho del chiesto nero. tante volte, ma E scusa, perché ha non appena sono detto, è in messaggi, diretta non adesso. sono Allora, messaggi, senta, sono Sebastiano. telefonate. Ah, quindi se fossero messaggi esisterebbe la storia d'amore, ma essendo telefonate non esiste qui. Ma ci spieghi cosa si sono racconta detti Claudio in Sterpin 16 che minuti? utilizzava delle Capisci? iniziali, E il giorno no? dopo Un Liliana codice, scompare? AE, Ma cos'è questa roba qua? questi Dai. sono tutti, insomma, Aspettiamo i risultati risultati, della che per bene, questo però- è importante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.